Amici di Radio Young Guest, buona settimana anche oggi. Anche questa volta siamo con un grande amico di Radio Company, con Daniele Stefanutti. Daniele è il presidente di una delle proloco più grandi, più storiche, più incredibili del Friuli Venezia Giulia. Non stiamo parlando del Festival di Maiano, e Daniele è proprio in Piazza Italia perché sta per partire la 60ª edizione. Però Daniele Stefanutti chi è? Daniele Stefanutti, in questo caso qui, presidente della Proloco, sodalizio che quest'anno compie 60, per cui un terzo del percorso l'ho compiuto io alla presidenza, e questo mi fa piacere, insomma, vuol dire che mi vogliono bene, anche il paese mi vogliono bene, in generale i miei collaboratori e tutti quanti, no? Niente, io sono partito 21 anni fa con un'associazione che già era consolidata sul territorio, già si facevano grandi eventi, e pian pianino siamo cresciuti, siamo riusciti ad avere un festival alla portata nazionale, insomma. So quanta dedizione ci metti per il festival. Il Festival di Maiano è nato 60 anni fa, ma soprattutto appunto quando è nato, cosa è successo, e poi andiamo anche per chiederti quello che è l'evolversi degli ultimi anni. Nasce da una festa precedente, negli anni 50 a Maiano si teneva la festa parrocchiale, il gruppo, diciamo, degli allora consiglieri ha deciso di staccarsi e fondare la Proloco. La Proloco è subito partita, aveva delle basi già solide, è subito partita con un'iniziativa che è il Festival di Maiano, con dei cantanti fin dall'inizio. Ricordiamo, qui è passato un po' di tutto, quindi da Nilla Pizzi in quegli anni lì, a Modugno, a Lucio Dalla, fino ad arrivare ai giorni nostri, insomma. Abbiamo ospitato Giovanotti, Ligabue e poi anche gli internazionali. Nel mio caso, negli ultimi 20 anni abbiamo avuto veramente delle presenze importanti, quali i Toto, Alice Cooper, i Deep Purple, molti altri, insomma, che hanno caratterizzato le estati nostre della nostra collina. Con Daniele Stefanutti, posso dirlo, c'è stata l'evoluzione anche del food, giusto? C'è la parte enogastronomica che è veramente diventata una vetrina del nostro territorio, dei prodotti locali fatti in maniera artigianale, fatti alla maniera ancora di una volta. Vediamo che il riscontro dei nostri visitatori è importante. E questa parte qui è stata sviluppata, sì, come dicevi tu, forse soprattutto nell'ultimo decennio, in maniera importante, quindi ci abbiamo tenuto molto ad alzare il tiro, alzare la qualità, però il risultato lo vediamo di giorno in giorno quando c'è la manifestazione. Con il famoso galletto, con la Wiener Schnitzel, con la costata del Festival di Maiano, la prelibatezza. Ti faccio ancora una domanda, poi ti lascio, perché so già che i preparativi all'inizio di luglio sono già avanti al festival. Quest'anno in particolar modo sono stati caratterizzati da queste restrizioni. Cosa succederà? Ti chiederò anche alcuni nomi, anzi già te li chiedo alcuni nomi a livello di spettacolo che avete già cominciato a postare, ma come vi siete organizzati per far fronte all'importantissima 60ª edizione del 2020? Non ti nego che è stato un doppio lavoro, perché noi a febbraio eravamo già pronti col calendario quasi completo della 60ª edizione, per cui c'erano degli artisti internazionali che dovevano esibirsi durante le nostre serate, in più un big nazionale che non era neanche stato annunciato. Abbiamo rivisto tutto, siamo in questi giorni proprio col lancio degli artisti che ci saranno in questa edizione. Uno su tutti, Gabbani, sarà con noi il 26 luglio e speriamo che il 27 e il 28, a seconda di come saranno le vendite dei biglietti. Un nome su tutti che siamo riusciti a incastrare adesso negli ultimi 15 giorni, quindi un lavoro immane sicuramente, in sicurezza, ci tengo a dirlo. Abbiamo ripensato alla manifestazione perché la location tu la conosci molto bene, è grande, comunque si sviluppa con diversi metri, quindi diversi centinaia di metri. In questo abbiamo pensato ovviamente a tutte le regole attuali per riuscire a dare una manifestazione che sia alla portata del momento in cui stiamo vivendo. I ringraziamenti, avrai sicuramente dei partners importanti, istituzionali, che ti sono vicini da tanti anni. Volentieri, perché le istituzioni sono importanti nella nostra manifestazione. Sicuramente partiamo dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Promo Turismo FVG, per scendere poi non di meno al nostro comune, alla comunità collinare e quindi all'Unione Nazionale delle Proloco e regionale delle Proloco, per cui sono tutti partner nostri nell'evento e ci tengo a dire che
la collaborazione è una collaborazione importante, per cui si riescono a fare anche cose importanti. Ovviamente ci sono anche tutte le parti degli sponsor privati che ci sostengono, sono oltre 200 le aziende che credono in noi, un grosso lavoro da partnership, diciamo così, per mettere in piedi tutto. Immagino. Noi vi invitiamo ovviamente al Festival di Maiano perché è veramente un giro turistico, non soltanto di festa, all'interno si possono conoscere tante specialità della regione e anche tanta storia che accomuna il collinare del Friuli Venezia Giulia. Daniele, io ti auguro un buon lavoro a te e a tutto il tuo staff, salutameli tutti perché ci conosciamo e quindi di cuore sicuramente verrò a trovarvi. Grazie ancora di essere stato qui a Radio Guest. Grazie a voi e vi aspettiamo numerosi.